Aprite quelle porte, la campagna di sensibilizzazione a livello nazionale dello SPCGL che nel Veneto si coniuga nei vari territori della provincia. Questa è la volta del territorio padovano e noi ci troviamo a Selvazzano dentro per parlare di che cosa? Beh, delle case di riposo, di come deve essere innovato il sistema di queste strutture, di questi centri di servizio. Aprire quelle porte è una provocazione. In realtà lo SPCGL del Veneto, unitamente anche agli altri sindacati, sta cercando di muovere alcune leve, quelle istituzionali, quelle territoriali, per cercare di rendere queste strutture più fruibili ai cittadini che ne hanno bisogno, alle persone anziane. Non sono luoghi per gli non autosufficienti, difficilmente fruibili anche per gli alti costi, ma luoghi dove magari può esserci una permanenza per un certo periodo di tempo e poi naturalmente possono essere utilizzati anche per altri scopi, per le persone anziane che ne hanno bisogno, per alleggerire le famiglie. Maggior residenzialità oppure maggior domiciliarità tra le pareti domestiche? A queste domande verranno date naturalmente, come sempre, delle risposte concrete legate alle dinamiche del territorio. La volta di Padova, naturalmente. Viene fuori davvero che a seconda di dove abita, di dove una persona, un cittadino abita, si trova di fronte a percorsi organizzativi, cioè a come io posso essere immesso nella rete dei servizi, come avviene cioè la presa in carico del mio bisogno. Il tipo di risposta diventa assolutamente differenziato dal punto di vista dei costi e dal punto di vista della qualità dei servizi che mi vengono messi a disposizione. Bisogna ridisegnare la rete dei servizi territoriali. Il territorio è al centro, sempre meno posti letto negli ospedali. Sempre di più le strutture residenziali per anziani diventano il luogo dove vengono portati i casi più gravi, addirittura dimissioni dall'ospedale che entrano direttamente tout court nelle residenze. E quindi anche qua un onere impegnativo e molto importante, però la casa di riposo deve diventare centro servizi, aprirsi al territorio, diventare quel nodo importante della rete dei servizi territoriali assieme alla domiciliarietà. La crisi ha messo in evidenza la politica di austerità attuata dai governi, prima Berlusconi, oggi Monti, ma una politica di carattere generale europeo atteso a ridimensionare i servizi ai cittadini. La pagano i cittadini in quanto tali, con una crisi economica particolarmente pesante, la pagano anche i lavoratori. Bisogna incrementare i centri diurni, cioè fare in modo che ci siano sostegni durante la giornata per le persone che poi possono stare a casa. Per esempio qui a Selvazzano è pronto, nel posto in cui stiamo facendo l'intervista, questo è un centro diurno che aspetta solo una firma da parte dell'ULSS. È pronto, attrezzato, basta aprire, ci sono già anche le persone pronte per venire. L'altro investimento è quello di cercare che nelle case di riposo ci siano delle disponibilità di posti per i brevi soggiorni, cioè fare in modo che in casa di riposo si possa entrare ma anche uscire. Questo perché in casa si sta sempre meglio.